Pepe, vieni a vedere, vieni. Pepe, vieni, dai, vieni. Pepe, dai, vieni. Dovete sapere che qua si è rotto il frigo e quindi c'è stato un cambio frigo e questo è il caos. Problema dei problemi, questo mobile è tutto storto, la cucina è tutta storta, per cui è stata un po' un'impresa. Comunque il frigo nuovo è questo e non abbiamo attaccato, cioè mio papà non ha attaccato la porta alla porta del mobile alla porta del frigo perché c'è stato un po' un intoppo qua. Tutto è andato lì per miracolo, nonostante le misure siano standard, comunque è andato dentro per miracolo. Almeno questo ha il cassettino un po' più grande rispetto agli altri che abbiamo visto, perché adesso tendono a fare il cassetto così piccolo e questa parte qui la occupano con un altro scomparto come questi qua in basso, che non serve a niente secondo me. Già quello delle bottiglie sì, va bene, ma comunque dai, questo è il nuovo frigo, non è ancora attaccato. Erano tutti piccolini, quindi questo era, diciamo, quello un po' meglio. Adesso qua devo sistemare tutto il casino. E Pippi ha avuto un po' di influenza anche in questi giorni. E niente, dai, adesso sistemo il casino. Lì ci sono le immondizie e poi c'è anche il latte. Perché il frigo non funzionava e quindi ho la roba del frigo di fuori. Pipo, mamma mia che spavento, che pusse che ci sono là per terra. Quasi quasi potrei dare una passata con l'aspiralava, solo che poi non si asciuga il pavimento, cioè fa fatica. Però potrei quasi dare una lavata. La situazione è questa. Oggi è il 24 di novembre. Fornella, si sta cercando di sistemare i tubi, che tra l'altro sono diversi da quelli di prima, perché questi sono grossi. Vedete che spessore che hanno. E niente. Qua è tutto un cantiere in sostanza, questa casa. Prima il frigo e adesso quella. Vedremo. Il primo fuoco con questa fornella. Cioè, volete mettere e vedere il fuoco così? Speriamo funzionerà bene, perché questo qua lo teniamo qui per qualche giorno, che in caso rifacciamo il cambio, ma credo che funzionerà questo, no? Spero. Lo spero fortemente, davvero. Stava fumando tutto qui. Non lo so, bisogna vedere, bisogna imparare come funziona e niente, comunque il primo fuoco con questa fornella. Ragazzi, qua pulirò un'altra volta. Intanto l'importante è che abbia preso e che inizi a fare un po' di... Cioè, se io vi dico, fa già calore qua, che con quello là fa calore davanti dopo circa un'oretta. Questa è quasi appena accesa, c'è già calore qui davanti. E anche qua. Dopo installerò anche la ventola. E ho voglia prima che si alzi, appena acceso. La ventola sul tubo. Vabbè, adesso pulisco casa perché qui sembra un campo di battaglia. Verrà su l'acqua nerissima. Io ho le ciabatte pulitissime, i pantaloni anche, ma ho tenuto su questi apposta che non si vede lo sporco. E niente, dai, sistemo il tutto. Domenica mattina e posso accendere il fuoco. Non mi sembra vero. Wow. Ebbene sì. Nevica. Qui ho ancora tutto un caos dal giorno, cioè da quasi una settimana fa,
da quando abbiamo messo la nuova stufa. Io ho ancora tutto un casino, tutto piantato per aria, non ho più sistemato niente. Comunque continuo questo vlog e finisco il mese di novembre con questo vlog e poi inizierò a filmare da domani e quindi il prossimo sarà riguardante dicembre, insomma, però ho ancora questo di novembre. Adesso voglio spostare la panchetta, quella lì che era in casa. Chiaramente in casa non ci può più stare perché questa stufa scalda molto sui laterali, soprattutto il laterale di qua. Ho visto, dove si fa fuoco, quindi scalda di più. E quindi quella, essendo di legno, è meglio non metterla attaccata. Comunque nevica, sì. Vi racconto questa, stamattina esco di casa tranquilla, c'era un po' di neve, ma un velo proprio. Va bene. Però poi andando verso Cortina iniziava a essere attaccata all'asfalto, già quassù era sporca la strada. Va bene, arrivata al lavoro c'è una rampa, c'è salita, non è in piano, è in salita l'accesso, ecco. Arrivo al limite del cancello d'accesso, la macchina non va più su e non avevo neanche potuto prendere la rincorsa. Di solito quando mi avvicino accelero, cioè metto la freccia per svoltare, però nel frattempo quando faccio la curva di solito accelero e prendo la rincorsa per andare su, ma no, oggi non potevo perché la strada era scivolosa. E poi sono venuta a sapere che aveva anche pioviginato, per cui si era ghiacciato quello strato di pioggerellina e poi aveva iniziato a nevicarci sopra. Quindi, vabbè, sono rimasta lì bloccata e la macchina andava giù anche col freno a mano tirato. Madonna. Allora, niente, ho chiamato Franz subito e alla fine siamo riusciti. Poi ho fatto buttare sale, perché da oggi ho l'esperienza del guidare con le gomme estive sulla neve. E non è bello. No, c'è una bella differenza. Comunque mi è successa sta cosa oggi. Sono rimasta lì bloccata e non mi è mai successo in questi anni, è la prima volta che mi capita. Il non avere le gomme da neve è che tra una cosa e l'altra siamo stati un po' impegnati e quindi è un lavoro che fa Franz, non facciamo fare al gommista perché non ha senso dare dei soldi al gommista quando può arrangiarsi Franz. E quindi niente, è successa anche questa cosa, volevo raccontarvela. Ho un piccolo aggiornamento riguardo alla stufa perché vi ho lasciati, mi pare che l'ultima clip l'avevo fatta di domenica. È da un po' di giorni che non registro perché oggi è giovedì. Mi sono un attimo fermata con le registrazioni perché sono stata veramente impegnata, siamo andati via e un giorno siamo andati via, e un giorno qua, un giorno là, alla fine il tempo è quello che è, come vi dico sempre. Comunque da domani iniziano i vlogmas, voi avrete già iniziato a vederli e non mi è ancora arrivato tutto, cioè mi manca un calendario dell'avvento che forse è quello che mi è arrivato oggi, devo ancora aprire la scatola. Comunque non mi è ancora arrivato tutto, vabbè. Allora, aggiornamento stufa e poi chiudo questo vlog e ne inizio un altro. Io posso dirvi che se Franz mi avesse ascoltata e avessimo fatto prima questo cambiamento, non saremmo morti di freddo durante l'inverno. Quindi scalda molto bene questa stufa, assolutamente, non c'è paragone con questo, non c'è paragone, anche perché questo non è di marca. Fosse stata una stufa di maiolica di marca o magari fatta meglio, ok, ma per come viviamo noi, per la nostra vita, che comunque usciamo di casa e rientriamo il pomeriggio, per come viviamo noi la vita, una stufa in maiolica non è adatta. Allora, domenica eravamo riusciti ad arrivare ad avere 26 gradi in questa stanza, senza riscaldamento, solo con la stufa, e ok, 26 gradi in questa stanza, ma senza chiudere la porta qui. Vi ricordate che noi chiudevamo questa porta qui per avere più calore e comunque non c'era caldo? Senza chiudere questa porta, con la porta del bagno e della stanza più fredda aperte. Quindi, e c'erano 26 gradi qua dentro e anche in quelle stanze ci stava molto bene, oddio, si stava meglio rispetto agli anni scorsi. Quindi questa è stata veramente la svolta.
se Franz si fosse convinto prima di questa stufa, questa ce l'avevano i miei in garage, ferma lì, e io appunto la prima volta che ho pensato di metterla qui è stato proprio nell'estate 2022, quindi l'anno scorso, però l'avevo buttata lì, ma qualcuno non aveva recepito e quest'anno gli sono stata sotto tanto ma guarda che secondo me infatti è stato, cioè, è stata proprio la scelta giusta. Dopo avervi raccontato la mia disavventura di questa mattina, vi aspetto, e tra l'altro ho le gomme invernali adesso, perché me le ha cambiate prima, e ci sono 2 o 3 novità. Vi anticipo che abbiamo cambiato TV, oltre al frigo, sì, abbiamo cambiato la TV, abbiamo comprato la Nintendo Switch e, altra novità che riguarda però la mia salute, sono andata dalla nutrizionista. Sono andata a Belluno privatamente da questa ragazza molto in gamba, veramente una di quelle persone che tu appena c'hai a che fare ti sembra di conoscerla da una vita. Cioè, ti mette a tuo agio subito, immediatamente, appena ti vede. E infatti sono rimasta molto colpita perché mi capita molto raramente con i medici. E invece lei mi ha fatto una bellissima impressione. Io ho iniziato ad avere un'alimentazione un attimino diversa. Mi ha dato alcuni consigli e uno in particolare è elimina per un periodo il latte, perché io abusavo di latte. Non ho eliminato completamente il latte, ma lo limito ad 1 volta al giorno, tanto così, basta. E devo dirvi, la pancia ce lo gonfia lo stesso, ci vuole del tempo, cambiando alimentazione ci vorrà del tempo per vedere se funzionerà questa cosa. Comunque, insomma, ho iniziato questo percorso e sono curiosa di vedere se riuscirò a portarlo a termine, ma non lo so perché io col cibo non ho molto un buon rapporto, nel senso che non mi piace cucinare. Però mi ha dato dei piatti abbastanza semplici, sinceramente, anche alcuni anche veloci da fare, quindi vabbè, proverò. Dopo avervi raccontato tutto ciò, vi saluto perché la luce è quella che è e la qualità dell'immagine anche, e non mi piace, quindi vi saluto e vado a metter legna e a fare la pappa.